Buongiorno a tutti, per me è di nuovo un onore essere con voi. Oggi proveremo giocando, credo, con avversari sempre più forti, con una competenza sempre agguerrita. Proveremo ad ottenere 1600 punti Elo. Vediamo, proviamo a lanciare la nostra sfida e di nuovo stiamo sfidando su chess.com giocatori da tutto il mondo. Vediamo il primo che si è connesso. Ok, un giocatore internazionale, non so da dove. E abbiamo il nero. Vediamo, ci ha giocato di 4. Ok, il nostro avversario vuole giocare in modo abbastanza solido. A questo punto proverò di nuovo a giocare un'apertura ambiziosa. Giocherò cavallo F6. Il nostro avversario ha occupato il centro. Tutti i suoi pedoni controllano il centro. A questo punto giocherò un'apertura molto interessante che si chiama Gambetto Budapest. Perché ho giocato il Gambetto Budapest? Ho dato un pedone, ma è un'apertura un po' rischiosa, ma l'idea è provare a recuperare questo pedone e ottenere un po' di vantaggio di sviluppo. Ok, il bianco sta spingendo tutti i pedoni, però notate che il bianco non sta sviluppando i pezzi, ovvero il bianco sta semplicemente muovendo i pedoni, sta guadagnando spazio, però se il bianco si iperestende, la cosa potrebbe essere anche controproducente. Guardate tutti i pezzi bianchi che sono ancora a casa. Il cavallo è attaccato, va bene. Ritiriamo il nostro cavallo su una casella più sicura. Ovviamente la situazione è pericolosa per entrambi, ma penso che lo sia anche per lui. A questo punto diamo uno scacco. Con questo scacco abbiamo sviluppato un altro pezzo con tempo, ora siamo pronti ad arroccare. Il bianco ha giocato alfiere di 2. Potrebbe essere un'ottima idea, così come potrebbe essere estremamente interessante, anche se è un po' rischioso giocare donne e 7. Giocare donne e 7 cercherebbe di difendere l'alfiere, contrattaccare il pedone in E4, crea un attacco a raggi X contro il re bianco. Giochiamo donne e 7. Una mossa molto pericolosa, però per ora stiamo attaccando il pedone in E4. Il pedone in F4 è attaccato per via dell'inchiodatura dell'alfiere con un'inchiodatura assoluta, va bene. Adesso il nostro avversario ha giocato alfiere di 3. Adesso ragazzi, vedete che il bianco ha difeso il pedone in E4, ma c'è un altro pedone che è in presa. Qualche pedone in presa, come vi dicevo, il pedone in F4. Il pedone in F4 risulta in presa perché sembra che sia difeso dall'alfiere. Ma l'alfiere non può prendere il cavallo perché? Perché il nostro alfiere sta minacciando il suo re. Quindi, essendo l'alfiere, questa si chiama inchiodatura assoluta. Cioè, questo alfiere non può muoversi, è totalmente bloccato, è illegale catturare in F4, e quindi, dal momento che credo nel materiale, cavallo per F4. Tra l'altro stiamo attaccando anche l'alfiere in D3. Attaccando l'alfiere in D3, probabilmente guadagneremo un altro tempo di sviluppo, e la situazione bianca è un po' difficile adesso. A questo punto l'avversario ha catturato in B4, potremmo catturare in D3 intermedia, potremmo catturare in G2, però prima di tutto meglio prendere questo alfiere che è ancora a scacco. Ora il re è sotto attacco, il pedone in B2 è sotto attacco, l'alfiere è sotto attacco, il pedone in G2 anche, abbiamo un pedone in più e innumerevoli minacce. Sembra che la strategia rischiosa di giocare il gambetto Budapest abbia funzionato. Un gambetto è un sacrificio in apertura, soprattutto di un pedone. È una strategia piuttosto rischiosa. Ok, il nostro avversario ha giocato cavallo C3. Vediamo cosa fare su cavallo C3. Allora, potrei catturare in D3. Potrei catturare in G2. Potrei catturare in B2. Se catturo in D3, mi ricattura. Se catturo in G2 muoverei il suo re attaccandomi il cavallo. Potrebbe essere possibile, però la cosa che mi sta piacendo di più in assoluto è catturare il pedone in B2, perché poi catturerei il cavallo in C3. Giochiamo questa mossa. Donna per B2. Ora guardate le minacce, sono minacce notevoli. La prima minaccia è donna per C3, l'altra minaccia è cavallo per D3, seguita da, in caso donna per D3, donna per A1. L'altra minaccia ancora più forte è cavallo per G2. Il re può solo andare in F1 e dopo cavallo E3, scacco con attacco doppio re e donna. E in questo momento davvero
Non so, non riesco a vedere, poi magari il bianco avrà un modo per difendersi, però in questo momento non riesco a vederlo. Sono in attesa della replica del mio avversario che ora sta pensando. Ah, il bianco potrebbe anche arroccare, il bianco potrebbe arroccare corto, però c'è il piccolo problema per di cavallo in C3, se il bianco arrocca corto sarebbe uno scacco matto. Ok, il bianco ha giocato torre C1 adesso, guardate ragazzi, potremmo fare i brillanti, potremmo giocare donna per C1 e deviazione. Lui cattura con la sua donna, ne giochiamo cavallo per D3 con attacco doppio. Questo dovrebbe essere sufficiente per vincere. Adesso, un'altra cosa che potremmo fare è catturare subito in D3. Catturiamo subito in D3, donna per D3, catturiamo in C1. Scusate se mi sto incasinando con le frecce, ma sto vedendo un'altra cosa che sembra ancora più forte. Perché non catturare la regina? Possiamo giocare, abbiamo una combinazione che guadagna la regina, che è cavallo per G2, re F1, cavallo E3. Cavallo guadagna la donna e... Ok, come sempre preferisco guadagno di materiali maggiore. Quindi forse cavallo per G2, anche cavallo per D3, donna per D3 è molto, mi tenta molto. Non lo so, sono molto indeciso, però... Che indecisione. Non so, perché entrambe le mosse mi piacciono. Però forse per rendere cavallo per D3, donna per D3, cavallo per G2, F1... Ah, prendiamo la donna. Non lo so perché anche prendere donna per il cavallo, anche prendere torre alfiere, l'avversario abbandonato. Ok, si è fidato della tecnica. Si è fidato della tecnica e non ha voluto giocare con la donna in meno. E stavo pensando se fosse stato più efficace catturare torre alfiere, però effettivamente era un po' essere perfezionisti perché il vantaggio di materiale è troppo grande in qualunque caso. Appena guardato la variazione Elo, siamo a 1598, non abbiamo ancora sorpassato la soglia dei 1600. Vediamo se con un po' di fortuna basterà una partita o magari ne serviranno due o tre o una trentina o non ci arriveremo mai. Proviamo a sfidare un altro avversario, stavolta abbiamo il bianco, giochiamo contro un giocatore dell'Iran. Giochiamo aggressivo, giochiamo solido, giochiamo senza rischi, giochiamo cavallo F3, ok? Il nostro avversario gioca E6, giochiamo C4. Questa si chiama apertura reti, una trasposizione all'apertura reti inglese, ok? Il nostro avversario gioca D5, a questo punto giochiamo G3. Questo è il fianchetto. Ok, il nostro avversario ha giocato C5, a questo punto gioco C per D5. Ora se il nero cattura con la donna, avremo guadagnato un tempo sulla sua donna. Ora dopo D5 gioco D4. Qual è l'idea? Questa si chiama apertura Tarrasch. Io a volte vorrò cambiare questo pedone. Ecco, ci ha cambiato lui. Ora catturo in D4 e ora la mia idea è che questo pedone si chiama pedone isolato. Che cos'è un pedone isolato? Un pedone isolato è un pedone che non può essere difeso da altri pedoni, che non ha pedoni su colonne adiacenti. Quindi il pedone in D5 potrà essere difeso soltanto da altri pezzi del nero ed è quindi una debolezza. Perché io potrei... Vedete che l'alfiere in G2 punta contro questo pedone? Potrei concentrare i miei pezzi. Questa è una debolezza strategica di lungo termine. Ok, il nostro avversario ci ha dato scacco. In generale cambiare i pezzi aiuta il giocatore che lotta contro il pedone. A questo punto, che vedo cose... Ok, è una mossa intelligente questo scacco, perché, per esempio, se paro di cavallo... ok, perdiamo il cavallo in D4, sarebbe una tragica fine. Cavallo C3 sarebbe una mossa normale, invece cavallo C3 è accettabile. Sto guardando anche alfiere D2. Sto vedendo se fiere D2 non ci sono come conseguenze cattive. Allora, come regola generale, quando gioco contro un pedone isolato mi piace cambiare i pezzi. Sto giusto verificando se alfiere D2 ha delle cattive conseguenze. Alfiere D2, cavallo per D4. Allora, su alfiere D2 lui potrebbe prendere in D4. Io potrei prendere il suo alfiere. Vedo soltanto cambi, non vedo nessun difetto adesso. Ovviamente potrei sbagliarmi. Ok, se mi sbaglio è finita, dovremo farne un'altra. Se non mi sbaglio, stiamo cambiando i pezzi e pian piano ci avviciniamo verso il nostro obiettivo. Ne giochiamo alfiere di 2. Incrociamo le dita, aver calcolato bene. Se no sarebbe molto molto spiacevole la cosa. Ok, su cavallo per D4 voglio catturare il suo alfiere. Su alfiere per D2 voglio catturo con la donna e difendo il mio cavallo e sto cambiando pezzi leggeri. Perché voglio cambiare pezzi leggeri? Questo è un concetto strategico estremamente importante. Quando giochiamo contro il pedone isolato è molto importante ridurre i pezzi leggeri e mantenere i pezzi pesanti, perché se non ci sono pezzi leggeri potremmo piazzare le nostre torri sulla colonna D
e fare pressione contro sto pedone. Immaginatevi se raddoppiamo, triplichiamo sulla colonna D. Ora, non so bene cosa giocherà il mio avversario, sto cercando di immaginarmelo. Suppongo che sia giocato alfiere B4 per cambiare i pezzi, ma lo vedremo presto. Ok, il nostro avversario ci cambia i pezzi, molto bene. A questo punto catturiamo di donna o di cavallo, che è il principio generale, dice che dovremmo catturare di cavallo, però nel caso concreto il nostro cavallo in D4 soffrirebbe, la cosa sarebbe troppo dolorosa, quindi prendiamo di donna, difendiamo il nostro cavallo che non è più in presa e ci accingiamo a continuare il nostro sviluppo per attaccare il suo pedone isolato. Cavallo C3. Sviluppiamo i nostri pezzi, creiamo già pressione contro questo pedone, un piano potrà essere arroccare, mettere una torre in D1 e far soffrire il pedone isolato. Notate che potrei anche cambiare struttura in un momento e giocare cavallo per B per e la sua debolezza sarebbe il pedone arretrato in C6, questo sarebbe un altro metodo di gioco, però per ora aspettiamo a definire la struttura. Ho sempre la possibilità di catturare in C6, per ora mi limiterò a sviluppare i pezzi. Ok, il nostro avversario ha giocato alfiere 6, una mossa normale, però vedete che tutti questi pezzi neri, questi pezzi del nero sono relativamente passivi, sono pezzi che stanno difendendo, che il nero non è affatto attivo qua, potrei anche prendere la coppia degli alfieri se voglio, però non credo che sia il momento, limitiamoci a fare pressione, torre di 1, non sarà una mossa sbagliata, la torre va sulla colonna D, dove crea pressione contro il pedone in D5. Probabilmente non lo catturerò, però per ora l'obiettivo non è tanto catturare il pedone quanto vincolare i suoi pezzi in posizioni difensive. Questo è già un grande obiettivo perché mi darebbe un vantaggio di attività. Saremmo più attivo, lui avrebbe... Ok, cavallo per D4. Credo che mi stia agevolando perché, come dicevo, cambiare pezzi leggeri stigmatizza la debolezza del pedone in D5. Ora come fa a difendere questo pedone, mi sto chiedendo. Questo pedone sta diventando un problema. Guardate, il cavallo lo attacca, l'alfiere lo attacca, la donna lo attacca, la torre lo attacca, è attaccato 4 volte ed è difeso 3 volte. Sapete che per attaccare una debolezza bisogna attaccarla una volta in più rispetto alle volte in cui è difesa. E bene, adesso il nostro avversario ha giocato donna C7. Allora, potremmo infastidirlo, potremmo mettere una torre sulla colonna C. L'attività, torri sulla colonna aperta, però materialisticamente, prosaicamente, mi piacerebbe guadagnare il pedone. E perché no se si può. Torre C1 potrebbe essere una mossa che va bene. Interessante, però... Però, no. Io credo nel materiale, un pedone è un pedone. Perché non prendere... Avrei potuto migliorare la posizione così, però... Un pedone è un pedone. E il materiale è la cosa più importante, che nei libri insegnano a sacrificare, fare grandi sacrifici, combinazioni spettacolari, ma alla fine è più facile vincere prendendo il pedoncino, un pedoncino alla volta, acquisire materiali in più, che adesso siamo inchiodati, non possiamo muovere l'alfiere perché sennò perdiamo la donna, con spiacevoli conseguenze, però possiamo consolidare la posizione del nostro alfiere con il pedone. Se giocatura in D5 sarebbe solo un cambio di pezzi, avremmo un pedone passato, quindi direi che tutto va bene, tutto in ordine. Abbiamo un vantaggio di materiale. Ora potremo occupare la colonna C. Ok, vediamo, pensiamo cosa fare adesso. Allora, potrei occupare la colonna C, questo non sarebbe male. Un'altra cosa che potrei fare potrebbe essere prendere in A7. Questa è una scelta... Questa è una scelta... Non so perché, sempre la tentazione di catturare materiale, però c'è anche... Diciamo che a volte la cupidigia potrebbe non essere buona, quindi giochiamo torre C1. Ho bisogno di attivare la torre. Sì, probabilmente si poteva prendere in A7, non so perché non l'ho fatto, probabilmente me ne pentirò. No, è che spesso quando uno non prende, non accetta i regali che gli si offrono, in realtà non è che, in realtà non ho accettato il pedone perché pensavo di passivizzarmi, di inchiodarmi, però è stata una sciocchezza, avrei dovuto catturarlo chiaramente. Va bene, adesso che abbiamo appurato che ho commesso un errore, cerchiamo di provare comunque a concretizzare il vantaggio che credo ancora abbiamo. A questo punto giochiamo B4, diamo fastidio alla donna.
Ok, questa donna dovrà andare da qualche parte, se va in A3 potrebbe essere più passiva, poi potremmo mettere la nostra donna in... Ok, donna B5, adesso questo pedone potrei di nuovo prenderlo, non sarebbe una cattiva idea, però voglio svincolarmi, voglio schiodarmi, una mossa che mi piace abbastanza, donna C5. Perché donna C5? Perché mi offro il cambio delle donne, se lui mi cattura in C5 voglio prendere col pedone attaccando questa torre e allo stesso tempo mi schioderei. Tutto questo sembra funzionare. Sì, tutto sembra funzionare. Tutto sembra andare a gonfie vele, però ok, l'errore è dietro l'angolo, l'imprevisto è dietro l'angolo, quante volte ci rilassiamo e poi ci attendono amare sorprese, però cerchiamo, adesso vedete che ci siamo riproposti e il traguardo di raggiungere 1600 punti elo, adesso l'idea sarebbe di ottenere questo punteggio velocemente, di non stare qui tutto il giorno. E, ok, donna per C5, B per C5, va bene. A questo punto abbiamo un pedone molto forte, l'alfiere sostenuto, questo pedone. Ok, a questo punto l'avversario vuole rifarsi sul pedone in A2 e lo potrei catturare in E6, tante cose, però sto pensando che è vero che se lui cattura in A2 avrà un pedone in passato, però se catturo in B7, è vero che lui ha un pedone in passato, ora il pedone C è quasi inarrestabile. E qualcosa mi dice che questo pedone sarà un eccellente candidato alla promozione. Alfiere per B7, C6. A volte quando ho paura delle corse di pedoni dico ma... Cioè il mio pedone è già in C6, no? Il suo pedone... è già in sesta, il suo pedone è ancora nella casella di partenza, se c'è un po' di giustizia in questo gioco dovremmo arrivare prima noi. Quindi poi ovviamente sono sempre pessimista, bisogna sempre cercare di essere pessimisti. Perché bisogna essere pessimisti? Perché se uno è pessimista evita amare sorprese. Quando si gioca questo gioco è sempre meglio evitare sorprese di qualunque tipo. Ok, torre B2, adesso... Ok, ora C7 è quello che vorremmo fare, peccato che... l'alfiere... L'alfiere cade. Quindi, ora vediamo cosa fare. Allora, il suo pedone mi potrebbe dare fastidio, potrei volerlo attaccare. Magari potrebbe parare con l'alfiere in A2, cosa che potrebbe essere relativamente fastidiosa. E quindi potrei giocare torre a 1 lo stesso, oppure potrei provare a cambiare le torri. Cambiare le torri non è male, i cambi dei pezzi non sono male, soprattutto in queste situazioni. Però anche torre a 1 il suo perché. Non lo so, sono estremamente indeciso. Qualcosa mi dice che la semplice torre B1 possa funzionare. Perché? Perché ora voglio offrire il cambio dei pezzi. Appoggio, supporto l'alfiere, posso giocare C7. Se cambia la torre ho comunque un pedone in più nell'ala di re. 4 pedoni contro 3. E una volta che si cambiano le torri potrei avere via libera nell'attaccare il suo pedone passato. Quindi la cosa sembra abbastanza promettente. Noto che nel frattempo ho raggiunto i 47 secondi, quindi diciamo che mentre stiamo pensando, ok, torre per B1, torre per B1, la sconfitta per il tempo è sempre alle porte. Ok, il nostro avversario ha giocato alfiere C8, molto bene, però adesso credo che il nostro avversario è un problema. Il nostro avversario è un problema, credo che qua possiamo giocare una combinazione basata sul pedone passato e la debolezza dell'ultima traversa. Se cambiamo le torri, sembra che catturando in C8 ci costringerà sulla difensiva. Sembra che dovremmo... Ma l'ultima traversa è debole. La debolezza dell'ultima traversa, per questi tre pedoni che tolgono la mobilità al re, si chiama matto del corridoio. Quindi catturando l'alfiere riuscirò a entrare in una situazione in cui la torre non può muoversi. La torre non sta attaccando il mio pedone. Perché? Perché se mi cattura il pedone prende matto. E questo pedone non è arretrato, questi pedoni bloccano il re nero, quindi non c'è nessun problema nell'avanzare il nostro pedone, che sarà tabù. A questo punto se lui cattura il pedone daremo matto del corridoio, se non lo cattura giochiamo torre B8 lo stesso. Il suo re è troppo lontano per correre in aiuto alla sua torre, gli mancano troppe caselle, e quindi se i calcoli non sono errati dovremmo essere riusciti ad assicurarci la vittoria. Speriamo. Incrociamo le dita
Abbiamo 11 secondi contro 1 minuto e 40, però ormai il vantaggio dovrebbe essere abbastanza significativo. Di fatto non vedo, perché non può neanche schiodare il re, cioè se lui potesse togliere il re, non so, mettere in range i7, gioco torre b8, dopo lui potrebbe catturarmi in c7, ma i suoi pedoni bloccano la mobilità del suo re. Quindi l'ottava traversa debole, ovvero il matto del corridoio, è una catastrofe per lui, purtroppo. E diciamo che questo ha semplificato notevolmente la vita per vincere tecnicamente. Ora gli manca 1 minuto. Vediamo se in questo minuto riuscirà a trovare qualche risorsa nascosta, ma dubito, o almeno io non ho ancora visto nessun modo per salvarsi. Poi è probabile che ci sia, che non l'abbia visto, però il tempo ce lo dirà. 49 secondi. Abbiamo 11 secondi, però ricordo che con l'incremento di 5 secondi non dovrebbe essere un problema. Poi, ok, il nostro avversario ha giocato F5, noi non abbiamo tempo per pensare al pedone in F5, se no lui avrebbe spostato il suo re se noi avessimo catturato in F5. Molto meglio inchiodare la sua torre. A questo punto se lui cattura promuoviamo. Ok, a questo punto catturiamo la torre. Promuoviamo a donna. La seguente, questo che ho fatto si chiama pre-move. Però penso che, ok, ok, non mi ha fatto fare la pre-move, ma ok, è uguale, promuoviamo a donna. E ora la situazione dovrebbe essere, sì, abbandonato, perché ormai con la donna in meno catturo tutto, poi catturo questo pedone, possiamo anche andare a donna. Diciamo, abbiamo ottenuto 1617 punti elo, quindi oggi è stata una giornata positiva. Per ora il punteggio continua ad aumentare e niente, è stato un onore essere stato qui con voi oggi e spero prossimamente di riuscire a farvi vedere partite contro avversari sempre più forti, che saranno sempre più impegnative e da cui si potranno imparare sempre più cose. Alla prossima e a presto, grazie. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!